i migliori tecnici, e lo continuo a dire da anni, in una società sportiva devono essere quelli del giovanile, perché sono quelli che implementano l'attività sportiva nell'ambiente e sono quelli che insegnano lo sport. Ricordiamoci che la pallavolo è uno sport molto difficile da imparare, non è semplice, non è facile. Per attirare un ragazzino a continuare questa attività sportiva ci vuole veramente tanta preparazione e tanta passione, e io sono convinto da sempre di aver fatto delle scelte di tecnici assolutamente qualificati, e i risultati poi parlano anche di questo. I risultati, appunto, in 38 anni di storia esprimono l'assoluto valore del Sil Volley in campo giovanile a livello regionale e nazionale. 23 titoli provinciali, 7 titoli regionali e il fiore all'occhiello, lo scudetto dell'Under 14 vinto nel 2005. Addentriamoci dunque in questa interessante realtà del volley padovano e veneto, conoscendo i tecnici e alcuni piccoli atleti dell'Under 13 e 14. Quello che stiamo facendo noi quest'anno è un lavoro programmato molto bene. Stiamo lavorando bene sia con l'allenatore dell'Under 13 Alberto Tosato, sia con l'allenatore dell'Under 16 e 18 Rotary. C'è uno scambio di giocatori, c'è uno scambio di informazioni e di idee. Questo porta ad avere formazioni ambiziose e di qualità su tutti quanti i campionati. Ho deciso di giocare a pallavolo perché è un gioco di squadra e mi piace divertirmi insieme ai miei compagni. Ho iniziato e ho visto che era un bel gioco di squadra e ho voluto continuare. È da 5-6 anni che gioco questo sport e mi trovo bene con i miei compagni. Ho iniziato giocando con il mini volley e questo gioco mi è piaciuto molto. Adesso gioco con il ruolo di attaccante e mi piace molto questo sport perché sono in compagnia dei miei amici e riesco sempre a divertirmi con loro in ogni partita. Sono piccoli, quindi non hanno ancora dei ruoli ben definiti, però ci stiamo lavorando. Usiamo già dei ruoli, che non tutti fanno le stesse cose, ma già iniziamo ad avere qualche piccola specializzazione sui ruoli. I nostri obiettivi sono sicuramente della crescita di ogni giocatore, dal primo all'ultimo, a livello tecnico ma anche a livello personale, di maturazione personale. La crescita tecnica e umana è da sempre il valore primario della scuola Sil Volley, soprattutto per i più giovani, ponendo la società al vertice in campo provinciale e regionale. Ma la qualità del vivaio Sil Volley non si traduce soltanto in vittorie, trofei e articoli sui giornali. Molti atleti nati e cresciuti a Trebaseleghe si sono infatti accasati nelle migliori squadre di Serie A del Veneto e d'Italia. Ogni anno la nostra società da anni fornisce i suoi migliori atleti alle società di A1 della zona. Abbiamo anche un atleta a Cuneo che è uscito da qui. Quindi diventiamo veramente un punto di riferimento per il bacino di pallavolo maschile nel Veneto e anche in Italia. In virtù di tutto ciò, Sil Volley oggi punta a veder riconosciuti l'impegno costante, la tradizione, il valore del proprio vivaio mediante un nuovo marchio di certificazione a livello nazionale. Ultimamente la Sil Volley sta puntando ad ottenere dalla federazione proprio in questi giorni la certificazione di scuola di sport di pallavolo, che è un nuovo marchio che la federazione assegna alle società con dei titoli e dei meriti in questo ambito sportivo con una lunga tradizione come la nostra. A Trebaseleghe non c'è solo volley maschile. Da 10 anni nella cittadina dell'Alta Padovana è attivo un sodalizio di pallavolo femminile che opera in stretta sinergia con Sil Volley. Stiamo parlando del Volley Trebaseleghe, società giovane e ambiziosa, la cui prima squadra è neopromossa in seconda divisione. La collaborazione è molto stretta anche perché i nostri dirigenti del femminile lavorano anche col maschile, proprio con Sil Volley, sicché siamo quasi un tutt'uno, lavoriamo proprio in sintonia ed è un orgoglio lavorare in una grande società del genere. La squadra c'è, perché ha delle potenzialità, si potrebbe sicuramente rinforzarla, però c'è da dire che noi abbiamo tutti giocatori in loco, non abbiamo giocatori fuori paese, abbiamo tutti proprio del nostro vivaio ed è orgoglio anche questo, non è facile avere
4 squadre solo dei nostri vivai, non è facile. It's a rainy Sunday morning in Van Buren.